Sai, di recente mi è stata fatta una domanda molto interessante. Come valuteresti un buon fisioterapista? Ti rispondo dalle qualità delle domande che fa al paziente e dalle risposte che dà alle domande che fa al paziente. Sicuramente non solo da come usa le mani. Per esempio, alla domanda perché mi fa ancora male la schiena? Cosa dovrei fare per ritornare a stare meglio? Bene, qua potrebbe dire tre cose che non hanno evidenze scientifiche, che girano ancora nel 2024. Sei storto, hai la postura scorretta, devi rinforzare gli addominali. Piuttosto dovrebbe rispondere con una domanda di risposta. Scusa il gioco delle parole. Tipo, che cos'è che ti sta preoccupando ultimamente? Quando è iniziato il dolore? Stai vivendo un periodo stressante?